possono recuperare qualche eventuale defiance per garantirsi qualche ostacolo, però c'è sempre la velocità di 400 che normalmente è abbastanza punitiva. C'è Stani Van Paschen che ha evidentemente dei dubbi su un ostacolo, ha chiesto di verificarlo e adesso si avvia verso la partenza. La partenza, l'abbiamo detto, è un largo rustico che è proprio sotto la giuria, immediatamente dopo le cellule fotoelettriche che danno inizio al conteggio del tempo. L'ostacolo è stato verificato e Van Paschen inizia la sua gara. Quindi numero 1 largo rustico, numero 2 un cancello, un verticale. A mano destra un passaggio di sentiero con cancello volante, come noi diciamo in gergo, perché è appeso su dei ferri e non poggia a terra. Il 3, ripeto, è ancora un largo ma un po' strano, perché a sinistra è 1 metro, mentre dalla parte destra arriva a 1,60, quindi è opzione del cavaliere di prenderlo come meglio crede. Anche qui disposto leggermente a ventaglio. Leggermente a ventaglio, come a ventaglio è disposto questa gabbia di verticali. Ecco. E adesso Van Paschen esce dal campo. Però paga, perché vedi che è una difficoltà. Certamente si guadagna molto tempo, ma ecco, la piantata può scapparci facilmente. Questo rifiuto verrà conteggiato dalla giuria? Perché è una tabella A, quindi praticamente sono 3 penalità. Almeno credo che la giuria si regola così, perché non è tabella C ma è una tabella A, quindi ha 3 penalità. Anche se non è stato un rifiuto di fronte all'ostacolo, è comunque una disobbedienza, no? Senz'altro, perché c'è stato un arresto del cavallo. Adesso rientra nel percorso, adesso seguiamo la parte di percorso che Mesra non aveva fatto. C'è una gabbia. Una gabbia con un oxer, con un arginello in entrata ad oxer e un verticale ad uscire. Qui c'è una particolarità, un ostacolo messo al centro della riviera che viene considerato fosso e non già riviera, mentre un passaggio di sentiero su un fosso classico. Riesce adesso su un verticale che è un muro, immediatamente un dietrofront, e sulla linea della pista adiacente il campo c'è un passaggio di sentiero ancora con un cancello. Un errore e c'è un verticale. Anche qui ci sono 2 o 3 alternative. Vasce prende la strada più breve e si avvia su un cancello, su un verticale, su un piccolo cancello di fronte molto stretto. Eccolo, lo vediamo, e c'è un errore. A destra ci sono delle traversine. Spieghiamo che si tratta di una parte del campo che è completamente fuori. Completamente fuori dal campo, sì. Ma grazie a Dio vedo che le riprese la riprendono egregiamente. Ritorna verso di noi. Verso di noi, verso la fine del percorso. Non rientra in campo. No, ma il campo oramai è tutto compreso, non è più quell'altro, anche questo è considerato campo interno, e finisce su un fosso olimpico con delle barriere celesti. Jerry Smith su Manor Reef. Jerry Smith è un cavaliere piuttosto giovane. Manor Reef è un cavallo che è stato anche di Arioldi, è il cavallo con cui Arioldi d'alt'anno ha partecipato al campionato italiano a Cesano. Jerry Smith ha 21 anni e risiede sul Lago Maggiore. È di famiglia olandese, ha cominciato a montare a 10 anni. Il suo primo internazionale è stato Xi di Catania dell'88. Esce dal campo attraverso la recinzione, sceglie quindi la strada più breve anche se più rischiosa. Siamo sul talus, sta montando direi molto bene. Il cavallo sembra averlo perfettamente in mano. Ritorna verso il campo, verticale, quasi una gabbia questi 2 ostacoli per la distanza che c'è fra di loro, gabbia invece vera e propria all'interno con un tempo di galoppo fra i 2 elementi, largo e verticale, e poi il fosso. Molto buono fino adesso il percorso di Jerry Smith. Che proprio qui a Sanremo, nella seconda prova del Gran Premio d'Italia, era arrivato quinto. Gran Premio d'Italia che quest'anno
costituiva appunto la nuova formula per il campionato italiano di salto ostacoli su 5 gare. Qui siamo fuori del campo, devo dire molto belle queste riprese dell'esterna 2 di Torino, che ci consentono di seguire il cavaliere e il cavallo in tutto il percorso. Siamo nella dirittura finale, anche il tempo è abbastanza buono e c'è un errore proprio sull'ultimo ostacolo. Peccato, veramente un percorso molto buono questo di Jerry Smith, ma comunque resta buono ugualmente. 4 le penalità agli ostacoli, mezza penalità per un leggerissimo fuoritempo, finisce in 144,97, il tempo massimo è 143, quindi in pratica 2 secondi di penalizzazione e quindi mezza penalità. Un quarto di penalità per ogni secondo è la regola di tutti i concorsi ippici. E adesso vedete in campo un cavaliere che è piuttosto inutile commentare, si tratta, l'avrete già riconosciuto tutti, di Graziano Mancinelli, probabilmente uno, anzi senza probabilmente, uno dei 3 più grandi cavalieri che abbia mai avuto l'equitazione italiana, insieme con i 2 fratelli Dinzeo. Ricordiamo che dobbiamo a lui il successo importante più recente della nostra equitazione, la medaglia d'oro individuale nel 72 alle Olimpiadi di Monaco in sella ad Ambassador. Monta Larry, come abbiamo detto, Graziano Mancinelli su Larry, un cavallo che è stato anche di Giorgio Nuti prima e del tedesco Otto Becker poi. Percorso decisamente impegnativo per un cavaliere che non è più giovanissimo, anche se ha una grandissima esperienza. C'è un errore sul largo terzo ostacolo della prima parte del percorso all'interno del campo. Cavaliere che vanta la partecipazione a circa un centinaio di Coppe delle Nazioni, quindi certamente nulla gli può giungere nuovo. Siamo nel talus, avete visto con quanta semplicità è uscito dal campo ed è passato attraverso un ostacolo naturale che non è di semplicissima esecuzione. C'è una disobbedienza nel ritorno in campo, 3 penalità. Le 4 all'ostacolo siamo a 7. Passato bene anche attraverso il fosso. Qui c'è un errore di nuovo su questo largo e mi sembra di capire che Graziano Mancinelli decide di abbandonare la gara. Graziano Mancinelli dunque ritirato. Entra in campo adesso un altro dei nomi prestigiosi della nostra equitazione, Emilio Puricelli, che monta Dunia. Puricelli è nato a Busto Arsizio nel 1955 e gestisce un centro ippico abbastanza noto a Casorate Sempione. Ha un palmarès importante, nell'83 al Piazza di Siena, al concorso internazionale ufficiale di Piazza di Siena in sella a Pentagon, vinse la gara di potenza saltando un muro alto 2,30 m e nell'85 faceva parte della squadra che ha vinto la Coppa delle Nazioni per l'Italia l'ultima volta.
Vabbè, io ho detto un ostacolo. Partito Puricelli su Dunia. E mentre seguiamo il percorso di Puricelli, accanto a me è venuto Domizio Villa, che di questo concorso di Sanremo è l'anima, è l'artefice, è un po' tutto. Una gran faticata, Domizio. Sì, una gran faticata fino a questo momento. In questo momento mi ritorna il sorriso, soprattutto Perché è venuto il sole, tra l'altro. questo ancora si aggiunge. Soprattutto per me è importante che stiano bene cavalli e cavalieri, che tutto funzioni bene per loro, soprattutto che sono gli attori di questo teatro che è spettacolo. Ti ringrazio di essere qui. Attenzione, attenzione, c'è una caduta, il Dunia ha avuto una difesa abbastanza forte, abbastanza decisa sulla discesa dal talus. Puricelli è immediatamente rimontato in sella. Sono cavalli che non sono assolutamente abituati agli ostacoli naturali, quindi hanno dei problemi, se non altro di conoscenza dell'ostacolo, che non conoscono, e qui siamo invece sulla verticale in cresta. Comunque mi pare che è sempre molto bello, no? Questo impianto di Sanremo, tutti questi fiori, questa partecipazione. Sì, è molto bello, non lo voglio dire io, è bello oggi, è bello e proprio vorrei che... Scusa, ti interrompo di nuovo, Domizio. Emilio Puricelli decide di ritirarsi, le penalità accumulate erano chiaramente troppe e la fatica ancora da compiere inutile e eccessiva per la Dunia. Quindi rimane in testa per adesso Jerry Smith con le sue 4 penalità e mezzo, nel momento in cui entra il cavaliere elvetico Paul Esterman su Porta Westfalica. È il 10° binomio ad entrare in campo, il numero di tastiera è il 197. Vedi, dicevamo prima di questo impianto è molto buono, molto bello, e pur proponendo un derby non di grande difficoltà tecniche, come abbiamo avuto modo di vedere in questi 10 binomi, ha dato parecchi problemi. Io non sono un tecnico, ahimè, non voglio dare nessun giudizio né fare nessuna considerazione, però mi farebbe piacere che questo derby dei fiori, che è modesto, qualche altro impianto italiano, e che i nostri tecnici ne prendessero atto per preparare i nostri cavalieri. Qui abbiamo visto cavalli e cavalieri di una certa importanza che su ostacoli non poi così tanto difficili, proprio perché non sono preparati, hanno delle difficoltà. Quindi, ostacoli che in realtà appunto sono soprattutto rari. sì, cosa dire poi se vanno a Aachen o se vanno a altri derby in Europa a confronto con le altre nazioni europee, tipo Francia, Germania, Belgio, Olanda, eccetera, Inghilterra, Irlanda. Ci c'è da dire che spesso quando si va fuori d'Italia c'è anche per Paul Esterman un rifiuto a passare attraverso la recinzione e sceglie poi di passare dal cancello. Si trovano molto spesso questi ostacoli anche in gare molto impegnative, tipo Coppa delle Nazioni. Certo, questo è vero, e direi che proprio il fatto di poter dare durante l'anno più manifestazioni di questo tipo, con tutti gli accorgimenti tecnici che si vogliono dare per poi misurarci con i migliori binomi europei o oltre Europa, ritengo che sia interessante. Poi noi vogliamo colorire con questi fiori, ci troviamo a Sanremo e quindi noi abbiamo messo... Quanti sono i fiori in campo, Domizio? Beh, direi che i fiori in campo sono circa una 20.000 rose della Nino Sanremo, uno dei più grossi vivai europei. E poi abbiamo garofani in una maniera incredibile, non saprei dirti se 60-70.000, perché in questi giorni, col tempo che c'è stato, hanno lavorato comunque più di 22-23 persone a preparare queste composizioni, queste ghirlande, e tutti, in modo particolare c'è un'azienda a Santa Maria che si pecca di una giovane signora che ha questa passione per i garofani e ne fa di tutti i colori. Quindi noi oggi ci siamo... Tutti i colori in senso vero questa volta, però. Tutti i colori di garofani? Sì, certo, tutti i colori, perché lei li crea, li fa nascere, è una... Prego, io vedo che... Sì,
Adesso siamo alla fine del percorso. Abbiamo detto Paul Esterman sul Porta Westfalica. Finisce con 3 penalità nel tempo di 133,11. E qui abbiamo un binomio applauditissimo, probabilmente uno dei migliori binomi presenti qui a Sanremo, Filippo Mojerson su Don Bito. Filippo Mojerson è campione italiano 1989 a Cesano, l'ultima edizione che si è svolta nel corso di nell'ambito di un solo concorso. È nato a Milano nel 1954 e già nel 1981 ha vinto per la prima volta una categoria nell'internazionale ufficiale di Piazza di Siena. Ricordiamo qui a Sanremo la sua partecipazione al Derby dei Fiori dell'altro anno, quando in un appassionato finale si contendeva la vittoria. C'è purtroppo un errore in quel largo di barriere su Balaustre. Sono 4 le penalità, è riuscito a riprendersi piuttosto bene nonostante quasi al limite della caduta. È passato bene al Talus, aveva fatto probabilmente una girata troppo stretta e si è trovato di fronte all'ostacolo all'improvviso. Dicevo, la sua partecipazione al derby dell'altro anno arrivò secondo per un errore fatto proprio sull'ultimo ostacolo nella dirittura finale sotto le tribune, nonostante il tempo meraviglioso che gli avrebbe permesso di vincere la gara, o forse proprio per quella andatura velocissima. E poi forse è il caso anche di ricordare la sua vittoria nel Gran Premio d'Italia nella seconda tappa che si è svolta qui a Sanremo in primavera. 4 le penalità per Filippo Mojerson fino adesso. Siamo all'ultimo ostacolo, è passato. 4 le penalità nel tempo di 122,38, un tempo veramente eccezionale. Vedete in basso a sinistra la sua posizione in classifica, è secondo dopo lo svizzero Paul Esterman, che ha finito senza errori agli ostacoli ma con un rifiuto. Ed ecco la classifica fino adesso, vedete Esterman, Mojerson, Smith. L'unico senza errori agli ostacoli è lo svizzero, che però è stato penalizzato per una difesa del suo Porta Westfalica. Il nome di questo amazzone, Andrea Fuchs, porta immediatamente alle precedenti edizioni del derby. Sul suo Montois è stata appunto la vincitrice dell'edizione 88 e dell'edizione 89. Andrea Fuchs, belga, della notissima famiglia dei Fuchs, tutti grandi cavalieri. In genere c'è un concorso in Italia, quello di Cortina, in cui, se non tutti, buona parte dei componenti della famiglia partecipano all'internazionale. Concorso sulla neve. Siamo alla gabbia,
Andrea Fuchs su Montois, esce dalla prima parte del percorso senza penalità, sceglie la strada più veloce per uscire, superando la recinzione. Il tempo è piuttosto buono, siamo a 51 secondi quando supera il verticale in cresta. È entrata un po' sbilanciata su quel verticale, ma è riuscita a superarlo bene. Gabbia, largo e verticale, sta facendo un ottimo percorso, tra l'altro molto veloce, un passaggio molto grande e anche un po' azzardato sul fosso. Una gran galoppata per Andrea Fuchs, per il suo Montois, che non è neanche lui più giovanissimo, neanche lui rispetto ad altri soggetti presenti qui a Sanremo. Andrea Fuchs è una amazzone giovanissima. Adesso siamo nella parte esterna, ancora senza errori, veramente un bellissimo percorso fino adesso. Si ripresenta sotto le tribune senza errori Andrea Fuchs, il tempo è notevole. Penultimo triplice, siamo all'ultimo ostacolo. È passata senza errori anche sull'ultimo ostacolo, sentite l'applauso del pubblico. Bellissimo il suo percorso, 126,34 il tempo. Moyerson è riuscito a fare di meglio, 122,38, ma purtroppo abbiamo visto quell'errore all'ostacolo numero 3. Amazzone italiana, Cristiana Parodi, monta Rainbow de Trelon, è una nata a Genova nel 69, quindi è un'amazzone che gioca in casa, se si potesse dare questo tipo di giudizio anche di valutazione anche nel concorso ippico. In realtà non conta mai molto, ha una palmarès abbastanza importante per una giovane amazzone. Nell'83 ha partecipato al primo campionato italiano di salto ostacoli juniores a Cervia e ha partecipato al campionato anche per i 4 anni successivi. Nell'85 a Cervia ha partecipato a un internazionale ufficiale juniores con un secondo posto in una delle categorie grosse. E nell'86 è arrivata quinta nel Gran Premio in un altro internazionale ufficiale che si è svolto a Bourg-en-Bresse. Il primo internazionale seniores è quello in cui ha esordito a Catania nell'87. Cristiana Parodi su Rainbow de Trelon all'ostacolo numero 3, quello che ha tradito Filippo Moyerson. Poi alla gabbia, prima combinazione del percorso, poi numero 6 per l'uscita dal campo, che ha scelto sulla via più difficile, più rischiosa, attraverso la recinzione. Percorso abbastanza veloce, per adesso buono, è forse rientrata in campo un po' sbilanciata, ma è riuscita a superare bene anche la seconda combinazione del percorso. Molto galoppato questo suo percorso, passa anche lei nella parte più larga dell'ostacolo di barriere e tavole sul fosso, è sulla dirittura, 15 e 16, nel pubblico si fa un gran silenzio, potrebbe essere un percorso tra i primi. È rientrata nel giardino una strada più lunga, vedete il tempo è piuttosto buono.
c'è un gran fermento tra il pubblico. È ancora netto il percorso di Cristiana Parodi quando ritorna in campo. Siamo sulla dirittura finale. E c'è un errore purtroppo proprio sull'ultimo ostacolo, anche lei tradita dal fosso, dal verticale sul fosso. Ultimo ostacolo. Molto buono il tempo, 127 e 48, ma c'è un errore sull'ultimo ostacolo. Binomio importante per l'equitazione francese, Frédéric Cottier, Montana. Anche Cottier era fra i francesi presenti all'Internazionale di Palermo, dove ho detto non hanno brillato in modo particolare. È un cavaliere abbastanza giovane, è del 54, non più giovanissimo quindi, ma ancora valido. È nato a Rambouillet, ha debuttato nel 76 in campo internazionale e ha preso parte per la prima volta a una Coppa delle Nazioni 2 anni più tardi. Il suo nome è legato al nome di un cavallo iperfamoso, Flambossé, il cavallo di cui si diceva che non sbagliava mai e con cui ha praticamente vinto quasi tutto. Nel 78 ha partecipato ai campionati del mondo ed ha fatto parte poi nell'82 della squadra francese che ha vinto il titolo a Dublino. Bronzo agli europei nell'83 e nell'87 argento a squadre, sempre nei campionati continentali. Alle Olimpiadi di Los Angeles dell'84 è stato settimo nella classifica individuale. Campione di Francia nel 1980 per 3 volte. C'è purtroppo un errore allo stesso ostacolo che ha tradito il nostro Filippo Moyers. Dicevo, per 3 volte si è aggiudicato il Gran Premio Roma nell'internazionale ufficiale di Piazza di Siena. Montana non è Flambossé e quindi anche Frédéric Cottier non è ai vertici dell'equitazione mondiale come era quando aveva il suo grandissimo cavallo. I francesi sono, vale la pena ricordarlo ancora una volta, in questo momento probabilmente i migliori del mondo. Lo hanno dimostrato alle Olimpiadi di Seul e ai campionati del mondo di Stoccolma con un palmarès di medaglie d'oro veramente notevole. Siamo nella parte finale del percorso, l'ingresso nel giardino. Il tempo è buono, i francesi galoppano sempre, il loro standard è proprio nel tentare di affrontare gli ostacoli sempre con una cadenza piuttosto veloce. Ultimo ostacolo, verticale sul fosso, senza errori, chiude con 4 penalità Cottier, 4 penalità e 127,7. Rivediamo la classifica dopo il percorso di Cottier, che è passato davanti a Cristiana Parodi, ma è ancora dietro al nostro Filippo Moyerson, proprio per quel tempo di 122,38 che abbiamo detto, un tempo veramente eccezionale. Adesso abbiamo un cavaliere francese, François Jacquet, che corre però per i colori italiani, monta Monriff 88.
nell'equitazione, l'abbiamo detto nel corso di vari concorsi, questo è possibile. I cavalieri possono chiedere di far parte dell'equitazione di un paese straniero, la federazione del paese ospitante può concedere o rifiutare questa autorizzazione. Nel caso di Jacquet l'autorizzazione è stata concessa e quindi François Jacquet corre, come ho detto, per i colori italiani. C'è stato un errore all'ingresso della gabbia nella prima parte in campo, ostacoli, poi l'uscita e il talus. Quattro quindi le penalità per Jacquet finora. Ritorno in campo, seconda combinazione immediatamente dopo l'ostacolo di ingresso. Molto bello il salto sul verticale al centro della riviera, che tale non è più, essendo sormontata da un ostacolo. Uscita dal campo attraverso il verticale sul muro numero 14, poi largo numero 15, verticale numero 16 e ingresso nel giardino. Una gara, abbiamo ripetuto varie volte, decisamente lunga e faticosa, ma anche entusiasmante. Dopo Jacquet entra in campo Peter Postelman, cavaliere belga di grandissima levatura. Buono il passaggio anche all'ultimo ostacolo, finisce con 4 penalità, il tempo di 125,91, io quarto in classifica. Vediamo adesso, come dicevo, Peter Postelman su ADZ, l'ultimo concorrente di questo derby di Sanremo, l'ultimo che può insidiare la prima posizione di Andrea Fuchs, amazzone svizzera, unica ad aver terminato questo percorso senza penalità agli ostacoli e nel tempo decisamente buono di 126,34, tempo che avete visto adesso battuto dal François Jacquet, ma con 4 penalità non ha potuto insidiare la prima posizione di Andrea Fuchs. Peter Postelman su ADZ, 30° binomio ad entrare in campo, numero di tastiere a 115, ultimo pericolo per Andrea Fuchs, per ora saldamente in testa alla classifica provvisoria. La campana ha dato il via, Postelman guarda ancora il tracciato alla ricerca di curve da tagliare e ostacoli da superare, forse in modo originale rispetto a quello che hanno fatto i suoi avversari. Inizia il galoppo, passa adesso attraverso le cellule fotoelettriche e comincia l'ultimo percorso di questo derby dei fiori 90, edizione 1990 di Sanremo. Cadenza non eccessivamente spinta nella prima parte del percorso, come la stessa Fuchs aveva fatto prima di lui. Passa la gabbia, anche se ha toccato la barriera più alta dell'elemento d'uscita, e c'è un rifiuto all'uscita dal campo attraverso la recinzione e quindi Andrea Fuchs ha vinto il derby dei fiori 1990. Seguiamo comunque il percorso di Postelman. Sul talus c'è di nuovo un altro rifiuto, quindi le penalità fino adesso per lui sono 9, 3 il primo rifiuto e 6 il secondo.
se ci dovesse essere una terza disobbedienza, eccola qua, il concorrente sarebbe eliminato. Adesso dovrebbe suonare la campana, infatti il campaniere Postelman su ADZ viene eliminato e quindi Andrea Fuchs, io direi di rivedere la classifica. Andrea Fuchs vince per il terzo anno consecutivo il derby di Sanremo con 0 penalità, il tempo di 126,34. Secondo l'altro svizzero Paul Esterman, che ha finito senza errori agli ostacoli ma con un rifiuto che gli è costato 3 penalità, e il tempo di 133,11, molto più alto ma comunque sotto il tempo massimo consentito. Al terzo posto il nostro Filippo Moyerson, che ha chiuso con il tempo strepitoso di 122,38, ma con un errore agli ostacoli nella primissima parte del percorso si è giocato la vittoria finale. Grazie a tutti da Sanremo, con queste immagini del Campo del Solaro e con il resto della classifica che potete leggere adesso sul teleschermo. Io ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio caldamente l'Esterna 2 di Torino per le immagini che ci ha proposto e coloro che mi hanno aiutato a fare questa telecronaca, Domizio Villa e Marcello Mastronardi. Grazie a tutti e al prossimo appuntamento con